Lo stile lo si vede in alcune vicende di questi giorni, di queste settimane, minacce, proiettili, intimidazioni. E le infiltrazioni sono anche documentate da una serie di indagini della magistratura, oltre che dalla percezione realistica di chi sta sul territorio. La piovra delle mafie si sta allargando nel Veneto orientale, appropriandosi di imprese con minacce e intimidazioni che raggiungono anche la sfera politica. L'Osservatorio Ambiente e Legalità parla di gravi episodi accaduti a Caorle nelle recenti settimane. Un comune che accanto ad Eraclea, Cavallino e Bibione è stato inondato da una dissennata cementificazione negli ultimi 20 anni, dove è stato edificato il 36% della fascia costiera, ossia 12 km di costa, il 18% di tutta l'urbanizzazione esistente e accumulatasi negli ultimi 2 millenni. Proprio Luigi Del Pino, il procuratore capo di Venezia, davanti alla Commissione parlamentare antimafia nel 2012, ha fatto risalire i primi fenomeni di infiltrazione mafiosa nell'economia veneta già dagli anni 70, quando le spiagge di Jesolo ed Eraclea vedevano passaggi di società nelle proprietà degli alberghi. Il settore edilizio, ma non solo, c'è il comparto dei rifiuti e la gestione delle spiagge. L'area ha un terreno fertile per far proliferare le attività illegali, dove è sopravvissuto il frammento più organizzato della Mala del Brenta. Ancora più circostanziata la denuncia del presidente regionale di Lega Ambiente. Situazioni così, ripeto, nebulose di rinuncia a progetti, di rinuncia di mandati, di eventuali minacce come succede a Caorle, che ci portano a riflettere rispetto al ruolo dell'insediamento mafioso, dell'infiltrazione mafiosa sui temi così importanti come quelli della gestione del territorio o di altri cicli importanti economici come quello dei rifiuti. E dalla denuncia non si salva nemmeno la Regione Veneto. Abbiamo fatto notare alla Regione Veneto la scadenza del protocollo di legalità firmato 2 anni fa dal Presidente Zaia e l'allora Ministro Cancellieri, che ad oggi ci risulta incredibilmente scaduto